Prima il Veneto è nella zona, apre la propria sede nella zona più degradata del quartiere più degradato della città più degradata dell'intera regione. Nelle denunce di chi ci abita o ci lavora o semplicemente costretto a passarci, l'area attorno alla stazione ferroviaria di Mestre è reputata una zona costantemente ai limiti della legalità. Con un atto dal sapore fortemente simbolico, prima il Veneto Punto ha deciso di aprire proprio qui una sua sede. Qualche metro più in là di questa sede ci sono stati episodi anche pochi giorni fa di accoltellamenti, di risse, di spaccio, di traffici illeciti. Siamo di fronte alla stazione, in questa zona particolarmente duro, noi abbiamo deciso di piantare la bandierina della legalità. È una scelta, quella degli attivisti di Prima il Veneto Punto, che mira a riconquistare una fetta di città che pare andare alla deriva. Se la situazione è peggiorata nel corso degli anni, non è detto che in futuro le cose non possano migliorare. C'è la necessità di ripristinare la legalità in aiuto con le forze dell'ordine, bisogna espellere tutti coloro che sono qui, che praticamente non hanno lavoro e che delinquono. Questa è proprio una zona ad alto rischio dove come più volte è successo ci sono stati proprio episodi anche di pesante violenza. Se il recupero di un'area come questa è anche e soprattutto un'operazione di ordine pubblico, il recupero pieno delle nostre città passa essenzialmente attraverso un'altra parola d'ordine di più ampio respiro: la buona amministrazione. Non basta avere serietà, rigore, ci vuole anche competenza e preparazione. Ecco, in Prima il Veneto sono confluiti tanti amministratori che hanno esperienza e competenze e continuano a studiare per accrescere competenze e per prepararsi ad un'amministrazione che vuole essere di esempio, di virtuosità, perché si può fare.